con Cristina Mirante, assessore della regione Friuli Venezia Giulia, che è sempre molto legato allo sport, legata alla sei serie internazionale città di Pordenone, legato allo sport del Friuli Venezia Giulia. Assessore, l'investimento della nostra regione per lo sport sta portando sempre grossi frutti, che sta portando il Friuli Venezia Giulia in alto nel mondo. Sì, la scelta del Friuli Venezia Giulia è stata di sostenere tutto il mondo dello sport. Abbiamo notato come forse nel passato ci sono stati sport più sostenuti rispetto ad altri, invece il Presidente e il Vicepresidente hanno scelto di sostenere tutte le associazioni sportive e tutto il mondo dello sport. A maggior ragione con una premialità importante nei confronti di quelle associazioni che riescono a creare degli sportivi che fanno dei successi straordinari, come nel caso del ciclismo su pista e nel caso del territorio pordenonese. Quindi davvero il sostegno nei confronti del velodromo Bottecchia, anche per i lavori di manutenzione necessari per garantire ovviamente questa sei sera internazionale così importante è stato non è scontato, ma per noi è stato assolutamente ovvio, perché dovevamo essere al fianco degli amici della pista, poi nel 40°, insomma, nel loro compleanno. Ecco, noi ce l'abbiamo tatuato nel cuore, adesso con il Giro d'Italia e con il ciclismo lo conosce tutto il mondo, ma noi sempre più che mai io sono Friuli Venezia Giulia. Assolutamente, è stata un'idea del Presidente Federica che ha funzionato benissimo, è sempre più diffuso, siamo riusciti a portarlo davvero in tutto il mondo ed è un marchio che piace, vedo che sempre di più aziende, prodotti del territorio, manifestazioni, tutti lo desiderano come elemento di unione di un territorio che appunto essendo piccolo, insomma in questo caso l'unione fa davvero la forza. Assessore, noi l'aspettiamo qui durante la sei sere e anche magari a vedere le finali dello Steyr e del Derny. Grazie, ci tengo moltissimo anche perché appunto c'è anche la quota femminile, quindi verrò sicuramente durante la settimana a vedere le varie gare.